la sanità, la salute sono il cuore della nostra azione politica. Lo sono a Trieste come lo sono nel resto della nostra regione, perché questo tema, da Pordenone a San Vito, a Udine, al Friuli centrale, alle aree della Carnia, fino all'Isontino, sono tematiche importantissime, sentite dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, che si trovano in una condizione di grande difficoltà, come è stato già detto e come sarà ripetuto anche dopo di me. Questo è uno dei pilastri del nostro welfare state. Qualcuno magari in sala si ricorderà il 1978, quando fu approvata la legge Anselmi che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, una grande conquista del centro-sinistra, possiamo dire, un'idea di paese, di sviluppo, di diritti dei cittadini, ma anche di solidarietà, di come una società si può reggere. Beh, oggi noi vediamo che questa società si sta sgretolando, che questi legami piano piano si stanno allontanando, e questo fa male perché lascia le persone sole, lascia le persone isolate, e soprattutto chi non ha i mezzi per conoscere, per accedere a internet, non ha una rete di conoscenze, di familiari su cui appoggiarsi, si trova nella difficoltà di avere un problema e di non sapere chi glielo risolverà. E perché il mondo della salute, il mondo del benessere è fondamentale anche perché è collegato a tutto il resto, al nostro benessere, alla nostra aspettativa di vita, a quello che noi speriamo, pensiamo per noi, per i nostri figli, ma soprattutto guarda alla prospettiva del mondo che verrà, guarda anche alla possibilità di dare un senso alla propria esistenza, perché se ci mettiamo nei panni di una persona isolata che resta a casa, che non sa più quale funzione sta svolgendo per il resto della comunità, beh, siamo davanti a un vuoto anche identitario molto forte che noi vogliamo oggi raccogliere. E poi noi pensiamo ancora a un mondo, a una regione in cui oggi ci sono delle problematiche enormi, i medici ma il personale sanitario in generale vanno via di qua, ci sono delle liste d'attesa, come è stato detto, lunghissime, ma abbiamo una grande difficoltà nella presa in carico delle cronicità e di tutti i problemi che con la vita che si allunga dobbiamo affrontare. Questi sono i tanti temi che noi oggi affronteremo, che insomma sicuramente saprete e sapranno altri relatori sviscerare molto meglio, ma noi siamo davanti oggi a un grande tema di diseguaglianze, a un grande tema legato solo al proprio potere d'acquisto, che non guarda quello che sta succedendo al vicino, ma che guarda invece solo a se stesso, perché ognuno di noi, in fin dei conti, è molto più propenso a cercare di risolvere il proprio problema o il proprio problema familiare o di un amico, che non a guardare il problema degli altri. E per questo noi, voglio annunciarlo qui, il 23 di gennaio affronteremo un tema correlato a questo, che è quello del sociale, perché sanità e sociale vanno a braccetto, e quindi abbiamo organizzato a Trieste, nella sala Tessitori, vi invito da subito a bloccare le agende che sono sempre piene, affronteremo insieme al consigliere Cosolini, che ringrazio, e assieme al partito regionale questo appuntamento per parlare di diseguaglianze, di solitudine, di reti, di fragilità che sono tante anche in questa nostra città di Trieste. Buon lavoro e grazie.